Noi abbiamo già concluso un accordo con la Regione Sicilia di recente, che ovviamente prevede anche un impegno da parte della Regione Sicilia, come è giusto che sia, ma io credo che ci sia stato questo anno un rapporto di leale collaborazione istituzionale, come è giusto che sia, anche per cercare di colmare alcuni ritardi che c'erano stati negli ultimi anni. Ovviamente l'interesse principale da entrambe le parti è stato quello di garantire servizi efficienti ai cittadini, metterli nelle condizioni di avere gli stessi diritti che anche altri cittadini del resto d'Italia, ovviamente stanno Ma nel caso di un default fareste un commissariamento della Regione? Mi sembra prematuro in questo momento parlare di default e commissariamento. Io mi auguro ovviamente per la Sicilia e per i cittadini siciliani che non si debba arrivare ad un commissariamento, ma che si riesca a rispettare il piano di rientro e gli accordi presi. Da parte del governo credo che ci sia stata un'attenzione particolare anche per cercare di far fronte a delle situazioni particolarmente delicate, delle crisi internazionali, delle situazioni di precariato rispetto al quale il governo è intervenuto con delle risorse aggiuntive specifiche. Ovviamente ci deve essere però un impegno in primis della Sicilia per la Sicilia. Modo per recuperare. Ma assolutamente non è salito dall'agenda del governo, ma lo dimostra non soltanto l'attenzione del Presidente del Consiglio, in primis più volte in questo primo anno è venuto a visitare una persona delle città più importanti della Sicilia, della Calabria, della Campania, è stato molto presente anche proprio fisicamente al sud per ascoltare direttamente le istituzioni, i rappresentanti dei comuni e delle regioni. C'è stato un impegno costante da parte della Presidenza del Consiglio, anche attraverso il precedente sottosegretario Delrio, sicuramente continuerà il sottosegretario Delrio. C'è un'attenzione ovviamente nelle scelte che devono essere per tutto il Paese. Io credo che ci sia stato un cambio di passo anche da parte delle regioni del sud, soprattutto probabilmente anche con le prossime elezioni in Puglia, per cui si cerca davvero di trovare delle strade insieme condivise, ma con un atteggiamento diverso da parte del sud. Il sud si vuole salvare da solo, ovviamente